Buongiorno, sono Chiara Infantolino, sono una ginecologa e lavoro all'ospedale di Padova, azienda ospedaliera. Buongiorno, sono Stefano Trovò, sono un ginecologo e sono un collega della dottoressa Infantolino che lavora sempre in divisione ostetrica di Padova. E si torna fertili, si torna con una potenziale fertilità, con la possibilità di ovulare molto presto dopo il parto. Dipende se si allatta e se non si allatta. Se non si allatta, l'ovulazione è possibile già dopo 3 settimane, mentre se si allatta l'ovulazione potrebbe ricominciare dopo 3 settimane. Ovviamente però questo non implica che quello che decide madre natura dopo debba essere fatto ed è bene probabilmente aspettare un po'. Si consiglia dopo un parto spontaneo di aspettare mediamente 1 anno perché la mamma deve riprendersi, perché ci possono essere dei problemi se le gravidanze sono troppo ravvicinate. Se invece la mamma ha avuto un taglio cesareo, bisogna consentire all'utero di potersi riparare, cicatrizzare adeguatamente e quindi è bene aspettare almeno 1 anno. Si possono usare in puerperio dei metodi contraccettivi. Non esiste un metodo contraccettivo in assoluto migliore di un altro. Esiste il metodo migliore per quella donna che ha una sua storia clinica e per quella coppia che ha delle sue abitudini familiari e per i quali il metodo contraccettivo che si sceglie deve essere da entrambi accettato. Allora, cosa è possibile fare? Esistono un metodo molto naturale che viene chiamato l'amenorrea lattazionale. Con cosa consiste? Consiste nel fatto che l'allattamento, alzando i livelli di prolattina, che è un ormone del sangue, può inibire l'ovulazione. È un metodo molto naturale che è efficace fino a 6 mesi dal parto, purché non ci siano state mestruazioni e che l'allattamento sia esclusivo al seno e con una certa periodicità, cioè le poppate devono essere di ogni 4 ore di giorno e 6 ore di notte. Che efficacia ha questo metodo? Ha un'efficacia paragonabile al profilattico, cioè intorno al 98%. Se però ci sono delle esigenze di una contraccezione più sicura, invece si deve ricorrere ad altri metodi, che sono i metodi della pillola contraccettiva, della spirale e del dispositivo dell'impianto sottocutaneo. Bisogna aspettare almeno 6 settimane dal parto. Perché? Perché subito dopo il parto esiste un rischio di trombosi che verrebbe accentuato dall'uso di questi farmaci. Allora, si può iniziare a prendere il contraccettivo progestinico, a base di progestinico, a 6 settimane dal parto e nei primi 6 mesi è consigliato questo tipo di progestinico perché è quello più sicuro dal punto di vista di rischio di trombofilia, di poter provocare una trombosi. Che tipo di contraccettivi ci sono a base di progestinico? C'è la pillola continuativa in cui se ne prende 1 al giorno tutti i giorni. E che vantaggi ha? Ha vantaggi che è sicura da un punto per la salute della donna, non interferisce con la secrezione del latte, può dare però come svantaggio delle irregolarità mestruali abbastanza importanti che possono essere periodi di assenza di mestruazione alternati a periodi di mestruazioni irregolari. Questo sempre nei primi 6 mesi si potrebbe usare anche la spirale è a base sempre medicata a base progestinico. Vantaggi è pratica perché si inserisce e vale 3 anni,
ecco, come efficacia, si può inserire dopo sempre 42 giorni dal parto, purché si sia accertato che l'utero sia involuto, cioè che l'involuzione corporale dell'utero si sia completata. O l'impianto sottocutaneo, cos'è? È un dispositivo che viene messo sotto cute, sempre iniziando a 42 giorni dal parto, e che la cui efficacia è di circa 3 anni. Vantaggi di questi metodi sono il fatto che sono sicuri per la donna da un punto di vista del rischio di trombofilia, svantaggio le irregolarità mestruali che possono più o meno essere accettate e non hanno interferenza con l'allattamento. Esistono poi le pillole classiche, le pillole estroprogestiniche. Queste pillole hanno un rischio trombofilico maggiore e dovrebbero essere assunte almeno a 6 mesi dal parto. Hanno il vantaggio di dare mestruazioni più regolari, lo svantaggio che possono interferire con l'allattamento, perché potrebbero diminuire la secrezione del latte. Può capitare che anche durante il periodo dopo il parto si renda necessaria una contraccezione di emergenza. Normalmente un rapporto non protetto fino a 3 settimane dopo il parto non necessita di contraccezione di emergenza. Ma se è successo un rapporto non protetto e non desideriamo una gravidanza, è possibile comunque ricorrere alla pillola progestinica della contraccezione di emergenza, chiamata Norlevo, che si può assumere entro 72 ore dal rapporto non protetto, oppure si può assumere la pillola a base di Ulipristal entro 5 giorni dal rapporto non protetto. La fondamentale differenza da questi due metodi contraccettivi di emergenza è che mentre la pillola a base di levonorgestrel si può assumere senza provocare alcun rischio per la salute della mamma e del bambino entro 72 ore dal rapporto, la pillola a base di Ulipristal necessita di interruzione dell'allattamento per almeno 7 giorni. Può capitare di avere necessità di contraccezione anche dopo un aborto spontaneo o un'interruzione volontaria di gravidanza. In questo caso, come nel parto, la fertilità si ripristina nel giro di 3 settimane e quindi possiamo dire che già nella metà dei casi, dal ciclo successivo, una donna può essere considerata fertile. Anche in questo caso può essere necessario desiderare un contraccettivo immediatamente dopo l'intervento e questo è possibile farlo già dall'intervento stesso, contestualmente all'intervento inserendo un dispositivo intrauterino, oppure dal giorno dopo l'intervento iniziando una pillola progestinica o estroprogestinica.